rifinanziato. Mi fai parlare, con fondi per favore. regionali, non con fondi, con un Chiedo mutuo, scusa, non fai con parlare. i fondi, Chiedo con i fondi scusa, europei. architetto, chiedo scusa, architetto, facciamo replicare Sergio Abramo e poi chiudiamo, oppure puoi replicare, se no andiamo avanti questa Ok, va bene. Allora, facciamo replicare, prego. Come la stessa cosa, noi oggi abbiamo il PISU che è stato rimodulato e rischiamo oggi, se non facciamo il cronoprogramma del PISU, di perdere i finanziamenti perché è stato rimodulato. È sempre così, quando si ritarda la spesa perché si rimodula purtroppo rischi di essere penalizzato. Ma non è stato fatto il contratto di quartiere. La prossima settimana io porterò le carte perché io sono abituato a ragionare, caro Biagio, con le carte. Io capisco che tu sei stato pagato come professionista dal comune di Catanzaro, ti devi difendere il comune di Catanzaro. Ma sta parlando di fatti. Però tu non sei un funzionario della Regione Calabria, sei un dirigente che hai fatto il professionista per conto del comune di Catanzaro. Se mi permetti, io la conosco meglio di te la Regione, porterò le carte e ti dirò la motivazione, me la farò firmare dal dirigente della Regione Calabria del perché è stato rimodulato il contratto di quartiere. A parte che sono due dati di fatto qua, quasi dicendo che due le frottole raccontate, una è relativa al blocco dei fondi e l'altra ti ha detto bene che è rimodulato, quindi tu prego, lascio la parola al tecnico. Comunque mi fa piacere che si sia partito dal 2003-2004. Prego, architetto. Vabbè, allora per concludere, perché sì, grazie, architetto. Allora posso continuare a ribadire che il contratto di quartiere, a noi non è arrivata nessuna lettera dalla Regione Calabria, a noi, al Comune di Cosenza, al Comune di Reggio Calabria, eccetera, che abbia detto guardate siete stati cattivi a Monelli, non avete finito questi progetti e noi vi tagliamo il 20%. Il Comune di Catanzaro, così come gli altri comuni, sono fermi al 2010 ad una lettera in cui la Regione Calabria, in maniera così anonima, abbia detto fermatevi perché non possiamo andare avanti sui contratti di quartiere. Grazie, Punto. grazie. Andiamo avanti con un'altra telefonata. Pronto? Buonasera, chi è? Pronto? Abbiamo perso. Che è successo? Pronto? Non c'è, è caduta. Bene, allora ripartiamo di nuovo. Allora partiamo da Elio Mauro e partiamo con scrutatori. Ecco, parliamo degli scrutatori. Si è fatto degli scrutatori, dice non è che poi vanno gli stessi, chi ha già uno stipendio e chi prende già dei soldi in merito agli scrutatori? Lino, io ho incontrato il commissario prefettizio. Sì, la dottoressa La Rosa, dove l'ho pregata a farsi promotrice di sorteggi. Come? Ci sono gli elenchi degli aventi diritto ad essere sorteggiati. Dagli elenchi bisogna estrapolare i disoccupati, studenti e disoccupati, e sorteggiare studenti e disoccupati al numero giusto degli scrutatori, in modo che il disoccupato e lo studente non estratto non si mortifichi. Potrà dire non sono stato fortunato, altrimenti io so come andrà a finire, Lino. Io conosco la commissione elettorale. Faranno clientelismo, lavorerà gente. E perché non li denuncia? No, lo possono fare, la legge gli dà la possibilità di scegliere dagli elenchi. Quindi succede che avranno la giornata libera del lavoro, andranno a fare gli scrutatori e chi è disoccupato e chi non ha da mangiare continuerà ad avere fame e continuerà ad essere disoccupato. Scarza, che ne pensi? No, questa è una battaglia, devo dire, sono felice che ci sia questa domanda, diciamo che è stata una battaglia che noi abbiamo condotto da un anno a questa parte, questo lo voglio rivendicare, una battaglia che ha raggiunto un primo risultato, nel senso noi già l'anno scorso dicevamo scrutatori per sorteggio, perché è chiaro che è la via più democratica, no? Cioè nel senso quando tutti sono messi sulle stesse possibilità e non che li debbano nominare diciamo, i componenti della commissione elettorale, no Lino? Poi con un sistema che molto spesso premia l'amico dell'amico, perché questo è successo all'interno della nostra città. Io credo che invece, ecco, l'ho pregata sin dall'inizio, abbiamo fatto una battaglia straordinaria su questo punto perché io ritengo che tutti debbano avere le stesse chance, cioè anche come valore, proprio come simbolo da dare alla città, cioè tutti con le stesse opportunità, anche per la questione degli scrutatori che diventa un mercatificio che è indegno all'interno della città di Catanzaro. Però continuiamo, ragazzi, dalla situazione finale, perché così do il quadro alle persone. L'altra sera la commissione elettorale, come tu sai, sovrana comunque, anche quando viene sciolto il Consiglio, si è riunita e le due parti hanno due posizioni. Noi, la nostra parte ha espresso con chiarezza che non stava per la nomina, voleva il sorteggio per gli scrutatori e si era arrivato a un 50 e 50 così con il commissario, che sarebbe già un primo grande passaggio storico da questo punto di vista, cioè 50 per sorteggio e 50 per nomina. Io dico però, oggi sono uscito proprio qualche ora fa, se
e lo ribadisco stasera ai candidati sindaco, se siamo capaci di dire tutti quanti, perché è chiaro, dalla via legale la soluzione migliore è questa al momento, perché via legale sia la nomina che il sorteggio purtroppo sono legali, però se tutti i candidati a sindaco stasera esprimono il desiderio che si possa andare per sorteggio, che è il criterio democratico, noi diamo un grande segnale alla città e troviamo una fuga politica rispetto a questa situazione che ritengo... Se riusciamo a dire sorteggio per tutti... A me farebbe piacere, sono uscito qualche ora fa sulla stampa, perché io penso che se tutta la politica dice di sì... Guarda, io non ricordo tornata elettorale che non abbia presentato sempre lo scandalo indecente della scelta degli scrutatori. Io invece sono d'accordissimo stavolta, con Mauro, che devono essere sorteggiati i disoccupati, studenti, chi non ha lavoro. Questa è la nostra... così a precisare, ovviamente il sorteggio con questi criteri. La battaglia del sorteggio la stiamo facendo... La battaglia del sorteggio deve essere portata avanti e all'interno di questa battaglia devono essere sorteggiati studenti e disoccupati. Però il problema appunto del sorteggio, perché c'è stata sempre la nomina, chiariamo il punto ai cittadini. Diciamo studenti e disoccupati, perché la domanda la può fare anche l'impiegato per fare lo scrutatore. Esatto. Perciò diciamo studenti e disoccupati. C'è di tutto. Quindi. In nome della trasparenza e della legalità, argomenti sui quali io mi soffermo spesso durante questa campagna elettorale, non più tardi di ieri mattina e anche ieri l'altro, io ho inviato, io e tutta la parte politica che io rappresento, abbiamo inviato al commissario del comune di Catanzaro un telegramma nel quale abbiamo auspicato che la nomina degli scrutatori avvenga per sorteggio. Io mi auguro che questa sera qui siamo tutti d'accordo su questo, nessuno escluso. Sergio. Io ho parlato ieri con i componenti, ne abbiamo due, Riccio ed Elia, Sì. e loro sono per il sorteggio però dalle liste dei disoccupati. Cioè come dice Elio Mauro? Come dice Elio Mauro. L'unica cosa che a loro ha dato fastidio è che questa cosa, anziché essere discussa all'interno della commissione elettorale per uscire fuori con, come dire, una proposta comune, si sia uscito prima da parte del centro-sinistra sulla stampa dicendo noi vogliamo il sorteggio e non all'interno della commissione, quando poi il centro-sinistra... Quando poi il centro-sinistra nelle politiche provinciali del 2008 non hanno sorteggiato, nelle europee del 2009 non hanno sorteggiato, nel referendum del 2009 non hanno sorteggiato, nelle regionali del 2010 non hanno sorteggiato, nel comunale del 2011 non hanno sorteggiato, oggi escono sulla stampa, noi siamo i salvatori della patria. Ancora una volta la faccia Chiedo di scusa, Balzo. Non ne voglio fare, l'area di centro ha auspicato, noi abbiamo detto auspichiamo. Perché, scusa, finisco. Faccio un pochino di polemica. Io, Salvatore Scalzo, questa battaglia la faccio da 7 mesi, rimanendo inascoltato, e ti posso portare tutti gli articoli dove il centrodestra si rifiutava dinanzi al sorteggio. Prendo positivamente atto come un successo per la città, ma non si dica, io parlo di Salvatore Scalzo. Salvatore Scalzo, devo dire anche il nostro componente in commissione elettorale, aveva il mandato del sorteggio, e sorteggio siamo d'accordissimo, naturalmente sui redditi più bassi, ma il nostro mandato in commissione elettorale, quando gli altri dicevano di no, il mandato in commissione elettorale del nostro componente era quello del sorteggio, quindi questo lo precisiamo. Prendo positivamente atto però di quanto dice Sergio Abramo. È facile, caro Salvatore, prendere distanze dalla tua coalizione politica. No, io non devo prendere distanze, so Salvatore. Siete stati contrari fino a 2 giorni fa, Sergio, ora per favore la città lo sa. Sergio, è facile, è facile. Voi l'avete applicato per 5 anni, l'avete applicato per 5 anni. Allora, se vogliamo... Allora tu stai prendendo, Sergio, in questa campagna elettorale, la cosa bella, sai qual è, Scalzo? E capisco anche... No, io non devo prendere nulla, io ho fatto questa battaglia per primo quando gli altri ridevano di questa battaglia. Chiedo scusa, Pino. No, abbiamo già detto. Poi ti cedo la parola. Io trovo ridicola questa affermazione, perché io questa battaglia la faccio 8 mesi, Salvatore Scalzo, non devo prendere posizione di nessuno, a me il passato non interessa. Chiedo scusa, parliamo del futuro. E bravo, guardate, mi pare che siamo d'accordo. Sempre le coalizioni centrodestra. Scusate un attimo, ma la gente... Siamo d'accordo. Non interessa nulla alla gente del passato. Tutti sono d'accordo per il sorteggio? Certo. Andiamo avanti.
Siamo d'accordo. C'era l'altra domanda. Parliamo del futuro di questa città. Quello è Allora, importante. siccome qui c'è un problema serio, al di là del degrado dei quartieri che dovrete poi risanare e rivedere tutti insieme, perché la situazione mi sembra, quello che sta emergendo dalle domande che stanno ponendo Sala, Santa Maria, quella strada, andiamo sulla strada, che è un problema serio, rimarrà così, avete una soluzione, perché viene bloccata quella strada al di là del pericolo che c'è delle frane? Elio Mauro. Lino, io sono un promotore di denunce mezzo stampa di queste situazioni. Ora il caso è Sala, cioè non sono di parte per Gagliano, però io insisto per Gagliano. Mentre a Sala una frana blocca la viabilità che può... Ma anche Iannò, mi è arrivato un signore, un maresciallo locale di finanza ci ha mandato una lettera che noi vorremmo affrontare anche questo programma dove c'è una situazione... Non mettiamo un quartiere uno contro l'altro. Il problema è la città, ora spiego perché Gagliano ha contrada Cuturelle che se frana ed è in prossimità di frana blocca decine e decine di famiglie che se hanno bisogno di un pronto soccorso moriranno sotto gli occhi dei genitori e dei familiari. È stata bitumata una sola volta quella strada e sistemata quando venne Fini a visitare il centro di solidarietà calabrese. Grazie Elio. Carpino. Su questa questione della strada di Gagliano, io sono originario di Gagliano, ma anche questa di Santa Ce n'è di peggio, voglio dire che ce n'è di peggio. Bisogna aggiustare, bisogna mettere a posto in maniera che la gente possa fruire da Gagliano. Il comune di chi ha la competenza deve rimboccarsi le maniche. Non sapete nulla. Scusate, ma sulla questione della strada che è bloccata lì in quella maniera, che tutti passiamo a senso unico alternato. Io non ci passo mai, quindi non conosco la zona, perché non ci passo mai da là. Ma in ogni caso, chi vive la città in generale il problema lo deve vivere. Può essere finanziata dalla Regione Calabria. Non si tratta di chi ci passa e non ci passa, ci sono delle norme da rispettare, dei finanziamenti che devono essere dati e le autorità competenti devono fare il loro lavoro. Se non sono capaci di farlo se ne tornano a casa. Pinocelli. Quando parliamo di frane, il discorso, insomma, la questione diventa molto complicata e molto delicata. Una frana del genere con alle spalle una collina, insomma, notevolmente dà già da subito l'impressione diciamo, di Sala, della pericolosità. Di Sala? Di Sala. Il signore ha fatto la domanda su Sala, quindi è inutile andare sugli altri quartieri, appunto. Apriremmo dei discorsi. No, ma anche su Gagliano c'è così. D'accordo, ma ce ne sono un po' ovunque. Lì io ritengo che, mi auguro che l'amministrazione comunale... E si sa perché è franato? Mi auguro che l'amministrazizione comunale abbia già dato incarico a quello di quale sono la domanda proposte. che mi pongo io, scusate, da cittadino e non sono competente, io passo di là, la signora che è stata viva dal figlio poteva morire sotto quella frana, io mi domando, si sa perché è franato lì? Ma Lino, scusa, io stavo arrivando alla domanda. Cioè, una situazione del genere non può essere posta così in questi termini. Là ci sono delle indagini dal punto di vista geologico che vanno condotte con una certa serietà. Non è una situazione di poco conto. Quindi la conoscenza precisa di quella situazione là, io mi auguro che sia appunto ci sia un momento in cui il futuro sindaco, la futura amministrazione, e certo si dovrà far carico, ma ritengo che già da subito anche il commissario su una questione del genere si sia già mosso. Quindi io mi auguro che la cosa venga al più presto chiarita, che poi rimuovere un pericolo legato a una situazione del genere non è una cosa di poco conto. Grazie. Sergio, perché secondo te lì quella situazione era prevedibile? Era già successa qualche altra volta? Ma noi abbiamo un territorio difficile, abbiamo per la sistemazione geologica il nostro territorio è messo veramente male, quindi bisognerebbe fare un piano per tutta la città, perché ci sono delle situazioni veramente... Zone tipo Iannò è qualcosa di incredibile. È veramente incredibile, cioè perché abbiamo... Che poi ma lì è stato il problema della mancanza del piano regolatore per 60 anni, per cui poi si è costruito un po' dappertutto, un po' abusivamente, senza fare delle indagini geologiche, perché allora non si facevano. Abbiamo il territorio che veramente da questo punto di vista è veramente difficile. Cosa farete? Lì il commissario doveva intervenire o con una somma d'urgenza o se non ha finanziamenti fare la domanda alla Regione. Quindi è competenza del Comune questa strada? Sì, assolutamente del Comune, sì. assolutamente. Oppure si può intervenire con una somma d'urgenza fatta dalla protezione civile, si ha i fondi, perché